Si è da poco conclusa la prima edizione di Essere in Natura, Radici e Orizzonti, il festival fortemente voluto e promosso da Savno insieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave, che ha messo in fila incontri e laboratori tra Conegliano, Vittorio Veneto e San Pietro di Feletto, un percorso culturale e sociale che ha messo al centro il rapporto tra l'essere umano e la natura che lo circonda, declinato in molteplici chiavi. Sono dei momenti, aggiungo, di riflessione per tutti. Savno non è solo una società che si occupa della raccolta differenziata, ma deve stimolare il dialogo, il pensiero, la riflessione su temi attuali e molto impegnativi che riguardano trasversalmente tutta la società, dai più piccoli dai più grandi, con la consapevolezza che dobbiamo prenderci cura del mondo e della natura, tant'è che il tema è essere natura per essere in natura. Due le direttrici principali del festival, riflessione e azione. Da un lato quindi si sono alternati incontri pubblici, dall'altro attività più pratiche con l'obiettivo di generare una maggiore consapevolezza. Tra le iniziative anche una serata a teatro che è stato un viaggio tra ecologia, scienza e consapevolezza. Sicuramente la divulgazione di questi temi è importante perché i problemi sono gravi che andiamo incontro, quindi dobbiamo prendere la strada giusta. Il format che ha utilizzato è diverso, ha unito tantissimi temi e tantissime materie anche che si intersecano perfettamente tra di loro, capendo che occuparsi di natura significa anche occuparsi di come stiamo insieme.